Ci saranno accademie governative e universitarie, studenti ed esperti. Sono attese circa 300 persone da tutto il mondo a Treviso per il primo simposio in Italia dedicato ai temi dell'intelligence, quello che più volgarmente viene indicato come spionaggio. In realtà un'attività essenziale per gli equilibri geopolitici. È una funzione governativa, quindi non è nulla di segreto che forse sembra magari lontano dalla vita reale di uno Stato e dei cittadini, che si occupa quindi di raccogliere, elaborare, avere tutte quelle informazioni il più possibile in anticipo per proteggere tutti quelli che sono gli assetti di uno Stato, quindi dalle singole persone, dalle popolazioni, alle aziende, ai nostri ovviamente interessi anche all'estero e non solo nel territorio nazionale. Perché in Veneto, basta guardare alla storia, proprio la Serenissima fu la prima potenza a utilizzare in maniera strutturale agenti segreti e spie, il più noto Giacomo Casanova, ma non solo. Si è scelta Treviso perché è una località che racchiude alcuni elementi storici, ovviamente legati alla Prima Guerra Mondiale, al fatto che ci fossero molte spie, quindi la storia insomma c'è anche testimone su questo, e quindi da qui può ripartire una nuova generazione di operatori più capaci, più preparati e internazionalmente legati. Incontri e seminari saranno dislocati in tutto il centro per il mese di giugno, così da consentire alle spie dei giorni nostri di visitare la città. Una ribalta internazionale resa possibile dalla collaborazione tra IAFI e Global, Associazione di Intelligence, e l'École Universitaire Internationale, con Fondazione Cassamerca, Comune e Provincia. La conferenza di Treviso rappresenta un modo e un'opportunità di tornare ad essere tutti insieme in presenza in questa bellissima località.